Chiedo il colore, però ti do la parola di un altro colore. Certo, si distrae anche il bilingue perché due informazioni sono difficili, ma meno del monolingue. Maggiori doti analitiche, più flessibilità mentale. E questo è un altro paradigma molto usato, è stato usato in parecchi studi, soprattutto alla fine degli anni 90. Cosa vedete in questa foto? Esatto, c'è un'immagine con due interpretazioni, giusto? C'è un vaso e ci sono due donne di profilo. Ci sono figure di questo tipo, si chiamano figure ambigue, che sono più o meno difficili, queste sono delle più semplici, poi ci sono altre molto più difficili. Anche qui parecchi studi hanno dimostrato che i bilingui sono molto più veloci a determinare le due interpretazioni. Più veloci, prima di tutto, quindi quando sia un gruppo di bilingue che un gruppo di monolingue vedono entrambe le interpretazioni, il gruppo bilingue è più veloce, e quando si usano immagini più difficili, che hanno bisogno di un po' più di tempo per essere decifrate, i monolingue riescono a decifrare attorno al 60% delle volte, i bilingue attorno all'85% delle volte. Quindi ancora hanno l'abilità a riconoscere che le cose hanno due facce, che questa cosa ha due nomi. Quello è normale, sono cresciuto, mio padre la chiama bicchiere, mia mamma lo chiama bicchiere, è normale, una cosa che è lì tutti i giorni, e questo non solo per me, ma per tanti altri posti dove le due lingue coesistono. Il monolingue invece è abituato a vedere le cose a senso unico, e quando una cosa ha due facce si riesce, però il suo cervello non è così allenato come quello del bilingue. È una cosa che deve fare un po' su due piedi, e in certi casi proprio non ci riesce. Quindi dimostra ancora che il bilingue vede la stessa cosa sotto più di un aspetto, normalmente, giornalmente, e questa abilità può poi essere trasportata in altri campi. E non penso che debba essere io a dirvi quanto sia importante al giorno d'oggi con l'informatica, informazioni che arrivano dappertutto, o addirittura nell'imprenditoria, essere in grado di vedere le cose sotto più di un aspetto è sicuramente un'abilità importantissima. Terza cosa, poi questa finisce la lista, però la lista non è completa, ci sono altre cose ma non ho tempo di parlarne. Maggiore abilità nell'apprendimento linguistico. Ancora molti ricercatori hanno dimostrato che l'esposizione simultanea a più di una lingua porta vantaggi anche nell'apprendimento linguistico. In un recente studio con colleghi a Bangor e all'Università di Nottingham abbiamo dimostrato che i bambini esposti regolarmente a inglese e polacco, quindi inglese a scuola e nella società, perché abitano in Inghilterra, a Nottingham, e polacco a casa, perché i genitori fra loro parlano polacco, hanno sviluppato il sistema delle consonanti inglesi prima dei bambini monolingui inglesi. Quindi quest'idea che ma se parliamo un'altra lingua col bambino poi fa fatica con la lingua della scuola, sono assolutamente storie. Questo è uno studio particolare che ho fatto io con alcuni colleghi, ma ce ne sono molti altri. L'idea è semplice: quando si hanno due lingue, due sistemi linguistici, una lingua aiuta lo sviluppo della prima e la prima aiuta lo sviluppo della seconda. C'è un'interazione fra i due sistemi che rinforzano a vicenda, e il bilingue riesce a sviluppare alcuni aspetti della lingua più di un monolingua che ascolta solamente quella lingua. E voi mi direte, certo, il polacco e l'inglese sono piuttosto diversi, e il lombardo e l'italiano non sono così diversi. È vero, però la montata delle differenze sembra essere sembra avere poco significato. Ciò che conta è crescere in una situazione linguistica con più di una dimensione, crescere in una situazione dove c'è più di un vocabolario, c'è più di un sistema grammaticale, c'è più di una fonologia. È il caso di piemontese italiano, lombardo italiano, siciliano italiano. Sicuramente questo è il caso, anche se non sono lingue così distanti dall'inglese come il polacco, però hanno una differenze grammaticali, fonologiche e lessicali di una certa distanza. Per esempio, tanto per darvi un esempio, il collega all'Università di Georgetown negli Stati Uniti ha studiato il bilingue spagnolo-catalano, due lingue che sono piuttosto vicine. Infatti, come molti sapranno in sala, sono più vicine del lombardo e dell'italiano. Catalano e spagnolo si dividono nell'albero linguistico delle lingue romane, si dividono più in basso, invece lombardo, italiano, piemontese, italiano, il gallo-italico in generale si divide più in alto. Quindi catalano e spagnolo non sono così distanti quanto lombardo italiano o piemontese italiano o ligure italiano, per esempio.
L'apprendimento dell'inglese nei soggetti spagnolo-catalano è stato superiore e più veloce che nei monolingue spagnoli. L'idea, ripeto, semplice: se uno conosce solo lo spagnolo, c'è solamente una base linguistica su cui formarsi e posso solamente usare questa base linguistica per capire la lingua nuova che mi viene data. Se uno conosce anche il catalano, ha due serbatoi. Se questa non mi aiuta lo spagnolo, mi aiuta la catalana e viceversa. E quindi ha una base più solida, più variegata, per poter far fronte a questa lingua strana che io non ho mai sentito, che mi stanno insegnando ora, però io ho due lingue e quindi ho una base linguistica più formata. E come ho detto, come molti sapranno, catalano e spagnolo sono tipologicamente più vicini di lombardo e italiano, quindi non è per forza il polacco che aiuta, è il crescere in una società dove esiste più di un sistema linguistico. E quindi noi lombardi, e i piemontesi in sala, ma tutti, molti, non tutti, perché la Toscana forse è l'unico caso strano, ma non strano, è stato fatto così apposta, non è poi così tanto strano, ma sicuramente in molte zone dello Stato italiano questa opportunità c'è, l'opportunità del piemontese italiano, lombardo italiano, siciliano italiano, eccetera. Tutto sta a volerlo usare, tutto sta a voler usufruire di questa opportunità. E qui mi riporta all'inizio del titolo del mio intervento: il plurilinguismo comincia da casa, l'opportunità c'è, usiamola, e poi quando sarò ad imparare l'inglese il bambino avrà una base più solida, avrà due sistemi col quale confrontarsi, non solamente uno. E quindi esporre i nostri figli giornalmente, in maniera regolare, a più di un sistema ci aiuterà e aiuterà loro ad aguzzare le abilità linguistiche. E l'idea di come funziona questo è abbastanza semplice. Avendo già sviluppato una sensibilità per suoni, strutture e significati diversi, il bambino avrà, come ho detto, una base più solida. Per esempio, imparare tedesco o francese sicuramente sarà più facile per un bambino che parla anche lombardo, perché logicamente il lombardo è pieno di U e E che esistono anche in francese, anche in tedesco. L'italiano, come sapete, non ha né la U né la E, ci sono molti italiani che parlano solo italiano, che passano ora allo specchio a cercare di pronunciare questi suoni strani che loro non sanno pronunciare, mentre per noi vengono gratuitamente, è normale. Non bisogna pensarci nemmeno un secondo. Quando un tedesco mi dice di ripetere la parola Mund, non ho paura a ripetere la parola Mund. È un italiano che purtroppo parla solo italiano, comincia a fare mu, no, devi arrotolare più le labbra, e si perdono ore, soldi, e insegnamenti, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per l'inglese. Ancora un bilingue italiano-lombardo o italiano-piemontese, qui ci restringiamo un po' verso le zone cisalpina, quindi fino alla Riviera Spezia, perché sono lingue che terminano in consonante, hanno parole che terminano in consonanti molto spesso, e l'inglese ha moltissime parole che terminano in consonanti, quindi le nostre nas, öch, basel, orat, è normalissimo per noi pronunciare parole che finiscono in consonante. Quindi quando ci troviamo davanti a parole inglesi, anche loro terminate in consonante, è sempre una cosa più semplice per il bilingue che parla, per esempio. Non riusciamo a distrazione, parliamo di devo parlare il microfono per forza. Devi ricominciare da capo. Devo farla diva. Purtroppo. Pronti, venditrici. Allora, quindi dicevo, parole che terminano in consonante sono all'ordine del giorno nelle lingue della zona cisalpina, quindi Lombardia, Piemonte, eccetera. E l'italiano, come saprete, regolarmente termina in vocale. Non esistono parole italiane che terminano in consonante. Quando prendiamo parole in prestito, tipo camion, si sente tipicamente camion, computer, con la vocale alla fine, soprattutto coloro che non hanno nessuna conoscenza delle lingue della zona nord dell'Italia, perché non è naturale terminare in consonante. Bene, è ancora un'altra cosa che ci viene gratuita a lombardofoni o piemontesofoni, eccetera, terminare parole in consonante che l'inglese o il tedesco hanno a secchiellate. E anche qui è una capacità che è naturale. Eppure, insegnando solo l'italiano ai nostri figli, togliamo questa possibilità. E poi corsi di recupero, serali, eccetera. Dunque